L'intervento tempestivo di un corriere in transito è stato provvidenziale ad evitare conseguenze peggiori al titolare di un negozio di arredamento di via Fogazzaro, letteralmente aggredito nel tardo pomeriggio da un uomo, probabilmente di origine africana, che alla ricerca di denaro aveva afferrato una sedia tentando di colpirlo. Sono stati attimi concitati e di paura prima che il corriere riuscisse ad allontanare il malvivente, attimi che riportano ancora una volta il dibattito sulla situazione che si vive a Mestre, dove l'assenza di sicurezza si manifesta anche attraverso episodi del genere. Continuiamo a vedere questi episodi che ripetuti rendono davvero la vita dei cittadini insicura, e questo non è possibile, ed è necessario quindi che si faccia un ulteriore sforzo nell'attività di prevenzione, di repressione, che ci siano ancora più agenti delle forze dell'ordine, e che naturalmente assieme a questo si preveda una politica da parte del comune che affronti il tema sociale e il tema del decoro urbano.